Udienza preliminare con 85 medici indagati, oltre a difensori e consulenti tecnici. È prevista per il 27 marzo a Padova, quando il GIP Domenica Gambardella dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento contro i sanitari di Veneto e Emilia-Romagna, chiamati in causa per la vicenda della giovane mamma di Camponogara, deceduta 6 mesi dopo aver dato alla luce il figlio per un tumore al colon. Il fascicolo è stato trasmesso dalla procura al GIP con la richiesta di archiviazione, ma la famiglia della donna si oppone, accusando i sanitari di non essersi accorti della neoplasia. Secondo i familiari, il lungo calvario di dolore patito dalla paziente avrebbe potuto essere evitato, almeno combattuto, in modo più efficace, sia durante il ricovero per il parto che in quelli successivi, quando la donna manifestò dolori sempre più evidenti. La 29enne partorì il suo secondo bimbo il 18 maggio 2011 nella clinica ginecologica di Padova senza particolari problemi. La ripresa fu però difficile, tanto che a luglio decidette di sottoporsi a una visita all'ospedale di Dolo, i cui accertamenti svelarono la presenza della malattia neoplastica. Ma la donna era già in metastasi e neppure la chemioterapia riuscì ad arrestare il progredire del male. Un percorso di dolore aggravato anche da un ricovero per peritonite con relativo intervento chirurgico. L'udienza del 27 marzo coinvolgerà sanitari dell'azienda ospedaliera dello IAV di Padova, dell'ospedale di Dolo Mirano e infine dell'ospedale Maggiore di Bologna. Per il dottor Dario Ranieri dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Verona e perito del Pubblico Ministero, la morte è da ricondurre alle complicazioni insorte e all'evoluzione della malattia neoplastica di cui la paziente era affetta.